È un'emozione grandissima, oggi è un giorno speciale, un gol per la ricerca scientifica sulla SLA, primo memoria a Stefano Bonina qui nella meravigliosa cornice alle pendici dell'Etna del paese di Maletto al campo sportivo intitolato a mio padre, un giorno non solo di festa ma anche di memoria in nome di mio padre, ex presidente della squadra di calcio del Maletto negli anni 80-90 e anche lui purtroppo 10 anni fa è morto di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, una brutta malattia. Abbiamo cercato di sostenere la ricerca scientifica, ho sensibilizzato più di 50 aziende che hanno donato a Telethon e ad Arisla e ad AISLA, le fondazioni che si occupano di ricerca sulla SLA. Oggi purtroppo a 10 anni dalla morte di mio padre solo un gene su 4 con un farmaco sono riusciti a inibirlo e ad evitare ovviamente il progredire della malattia, ma c'è tanto da fare. Tutto quello che si è fatto per la ricerca scientifica e il gruzzoletto che è stato raccolto da queste donazioni delle aziende, quasi 15.000 euro di donazioni, sono riuscito a far raccogliere, ma è una goccia nell'oceano. Io spero che oggi in campo tanti bimbi presenti con la magliettina Un gol per la ricerca, perché bisogna, è un appello che do alle istituzioni, bisogna diffondere nelle scuole, parlare di ricerca scientifica, parlare di diffusione della cultura della ricerca scientifica, perché è l'unica soluzione a tante malattie, non solo la SLA ma a tante malattie. Abbiamo avuto una conferenza stampa trionfale il 21 giugno, proprio il giorno mondiale della SLA, in occasione di questa giornata mondiale. Oggi in campo scendono 4 squadre col quadrangolare della ricerca scientifica. Stefano Bonina and Friends, la squadra della ricerca con tanti nomi dello sport, dello spettacolo, del calcio, ex calciatori, Baiocco, Orazio Russo, Giovanni Marchese, rugby, del mondo rugby Orazio Arancio e tanti altri artisti TV, giornalisti. Quindi oggi c'è in campo anche All Star Sicilia, Maletto Calcio Vecchie Glorie, tanti giocatori che giocavano mio padre negli anni 80-90 e poi abbiamo in campo anche Catania Rossa Azzurra. Oggi è un giorno per tutti quanti, a livello nazionale è un evento che è stato molto attenzionato a livello nazionale dai noti giornalisti e speaker come Fabio Caressa, ultimo europeo Fabio Caressa, poi abbiamo anche Stefano Sorrentino, il portierone, e anche ovviamente altri due come Fulvio Collovati, ex campione del mondo Fulvio Collovati, e Damiano Tommasi, ex presidente Lasso Calciatori, oggi sindaco di Verona, che sono stati fortemente vicini alla manifestazione, compresa la fondazione Vialli e Mauro.